I percorsi che noi poi attiviamo all'interno degli istituti penitenziari sono quelli di apprendimento, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, soprattutto evidentemente per la popolazione detenuta straniera, i percorsi finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, per cui la licenza media e per assolvere l'obbligo formativo, e poi i percorsi per conseguire il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Studiare in carcere per migliorare l'offerta didattica rivolta ai detenuti, Ufficio Scolastico Regionale e Amministrazione Penitenziaria hanno attivato, sulla scia del protocollo firmato nell'agosto scorso, un comune progetto di formazione per il personale in servizio negli istituti penali del Veneto che coinvolge un centinaio di operatori. Questo percorso si articola in 3 incontri, in 3 momenti di anche laboratoriali. Abbiamo previsto questo percorso per un centinaio di persone, quindi sia dirigenti scolastici delle appunto delle scuole che poi intervengono in carcere, dei direttori degli istituti penitenziari. Solo una ristretta minoranza di detenuti possiede il diploma di scuola superiore. I numeri sono bassissimi e questo ci fa capire che l'istruzione nella vita delle persone che sono in carcere è spesso mancata o comunque non era sicuramente la centralità. È evidente che il momento in cui la persona ha questa pausa dalla vita civile e quindi vive l'esperienza della detenzione, questa esperienza deve avere un significato e deve avere un senso. Un'esperienza professionale umana intensa, riferiscono i docenti, insegnare ai detenuti. Quello che mi hanno raccontato, quello che io ho percepito da loro è che quando si intraprende questo tipo di carriera, tornare indietro diventa difficile, anzi sempre più motivante, sempre più stimolante, alla ricerca di nuovi contatti, c'è più cura del singolo proprio perché il proprio ruolo viene maggiormente valorizzato in tal senso. Dopo Rovigo sono previsti altri 2 momenti di formazione e confronto, mercoledì 6 marzo a Vicenza e il 10 aprile nuovamente a Rovigo.